Come va? Va bene, appunto. Sta bene. E allora
Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, carissimi, è bello questa mattina stare qui con voi per celebrare questa festa che fa parte della storia, della tradizione, dell'affetto degli abitanti di Masulla, se non solo, di tutto il nostro circondario della nostra diocesi. Mi dicevano che oggi si compie il numero 366, speriamo sia giusta, 366 volte in cui questa comunità ha celebrato questa festa, celebra questa festa. Quante cose sono passate, perché 360 è tanto. Oggi noi viviamo questo momento di emergenza, non tutte le persone che avrebbero desiderato possono essere qui in chiesa, però voi stessi le rappresentate tutta la comunità, insieme al nostro caro parroco, a Don Marco, con noi. Vogliamo di nuovo invocare la Madre di Gesù, perché sia lei a farci la grazia della salute, della tranquillità, della ripresa del cammino, che aiuti tutti noi anche in quelle situazioni di difficoltà che questa pandemia ha creato. Penso soprattutto ai problemi di lavoro, alle tante persone che economicamente si trovano anche in situazioni difficili in questo momento. Affidiamo tutto alla Madre del Signore, che lei ispiri sempre anche i governanti in decisioni giuste. Iniziamo riconoscendo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente ho peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me, Signore nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che nel tuo disegno di amore hai ispirato alla Beata Vergine Maria, che portava in grembo il tuo figlio, di visitare Santa Elisabetta. Concedi a noi di essere docili all'azione del tuo Spirito, per magnificare con Maria il tuo santo nome, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, la carità non abbia affezioni, fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo, siate invece ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia. Piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non aspirate a cose troppo alte. Piegatevi verso a quelle umili. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La tua visita, Signore, ci colma di gioia. La tua visita, Signore, ci colma di gioia. Una voce, il mio diletto, eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. La tua visita, Signore, ci colma di gioia. Ora parla il mio diletto e mi dice: alzati, amica mia tutta bella e vieni. Perché, ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. La tua visita, Signore, ci colma di gioia. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato, e la voce della tortora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico ha messo fuori i primi frutti, e le viti fiorite spandono fragranza. La tua visita, Signore, ci colma di gioia. O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei riupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è leggiadro. La tua visita, Signore, ci colma di gioia. Maria si mise in viaggio, sollecita verso la montagna, alla voce del suo saluto Elisabetta trasalì di gioia. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e
raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrati nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le suscitò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A chiedere che la madre del mio Signore venga a me. Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino è risultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandò a mani vuote i ricchi, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Qualche anno fa una rivista americana molto famosa ha dedicato la copertina a un personaggio importante e singolare, e anche in modo sorprendente, perché ha dedicato questa copertina con questa scritta: la donna più potente del mondo. E c'era sulla copertina un'immagine della Madonna. E dentro, nel servizio che si faceva, diceva una delle cose che noi sappiamo, che nel mondo, dato che la fede cristiana è diffusa in tutto il mondo, non c'è donna più ricordata, pregata, venerata della Madonna. Lei è colei alla quale sono stati costruiti tanti santuari, tante chiese, a tante feste, quindi nessuna donna della storia che noi conosciamo ha questa diffusione del suo nome, della sua vita, della sua capacità di essere discepola Dio e il Signore. Ecco, oggi noi, vivendo questa festa, come dicevo all'inizio, una festa che va avanti da 366 anni e molto, vuol dire che questa comunità ha mantenuto una perseveranza, una capacità, anche in momenti difficili. Ricordiamoci che tante cose sono successe in 300 anni, ma certamente le 2 grandi guerre, ad esempio, quindi periodi anche di difficoltà economica, spirituale, umana, per dire. Eppure
La comunità non ha smesso di fare riferimento alla Madre di Gesù, a Sa Gloriosa, come oggi, nonostante i limiti che sappiamo, perché sa che fa parte della comunità, sa che ha qualcosa da dire, sa che è colei che intercede per noi, la mediatrice di tutte le grazie, ed è quella che ci aiuta ad arrivare a Gesù. Com'è nata questa diffusione di Maria? Quando noi andiamo a leggere la storia di Maria di Nazareth ci sorprendiamo, perché ricordiamoci che Maria appunto nasce di Nazareth. Sapete che Nazareth è uno dei pochi centri, forse aveva 300 abitanti, ma sulla sviene più, di sicuro, magari Como, no? Un paese 300 abitanti, un paesino che non era mai citato nella Bibbia, che è il colmo del disonore. Quindi non solo è piccolo, cioè non è neanche citato. Eppure Dio va lì a prendere la sua madre, questa ragazza di 14 anni, perché sapete che nel mondo orientale il matrimonio, no, la vita di una donna comincia a quest'età, forse anche prima, ci sono parametri diversi. Leggiamo le caratteristiche di questa ragazza, non troviamo niente di straordinario apparentemente nella sua vita. Non titoli di onore, non particolari studi, non cose speciali. Nella storia ci sono altre donne che hanno avuto ruoli politici, hanno avuto così significato anche sociale. Maria no. E allora questo ci fa capire intanto che non si tratta di una fama, quello che dicevo prima, no? Il titolo della copertina, guadagnata per meriti personali, diciamo, in primo luogo, ma della realizzazione di quello che lei, Maria, ha detto nel Magnificat, quello che abbiamo ascoltato prima, il Vangelo di Luca, dove c'è una frase che sempre mi colpisce: tutte le generazioni mi chiameranno beata. Io immagino che quando Maria ha detto questa frase, c'era lì, dice l'Evangelista, Elisabetta, forse c'erano i servitori della casa, perché Elisabetta e Zaccaria erano una famiglia abbiente, forse altri amici l'avranno sentita, avranno detto: cosa sta dicendo? Come è possibile, tu che sei niente, viviamo in questo paesino, che tutte le generazioni ti chiameranno beato? Pensate, da 366 anni, anche prima, Consullas realizza questa verità. Diciamo beata Maria. Ma perché? Perché è stata colei che ha accolto di essere accettato di essere madre del Signore, l'ha seguito ed è stata la sua scuola, cioè ha fatto la sua volontà, quindi ha realizzato questa profezia. Ecco, ogni volta che noi celebriamo una festa della Madonna, riconosciamo che Dio fa anche attraverso le cose piccole e umili grandi cose. Sempre Maria l'ha detto: grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Lei stessa si rendeva conto: sono piccola, ma il Signore ha fatto questo per me in modo gratuito, quindi non era dovuto, non perché io avessi particolari meriti, eccetera. Lungo la storia della Chiesa, poi, noi ci rendiamo conto che la Madonna ha molti titoli. Qualche volta la gente buona magari pensa che siano persone diverse. Io forse l'ho raccontato già qui una volta, non vi voglio raccontare ancora, che quando ero in missione, che avevo una chiesa con 8 o 9 Madonne, perché una chiesa molto grande, c'era la Madonna Addolorata, la Madre di Dio, la Vergine del Carmelo, l'Immacolata, eccetera. Quel signore che è venuto con le candele mi chiedeva: ma qual è quella più potente per cui accendere la candela? Mi ha fatto riflettere, la gente è buona, no? Naturalmente, mi ha detto: guarda, no, è sempre lei, solo che è stata, come dire, sottolineato un aspetto della sua vita. Quando c'è lei, Madre di Dio, col bambino, il
momento della sua maternità, quando è la addolorata è il momento sotto la croce, quando è l'Immacolata ci ricorda che Dio l'ha prescelta, quando è la Madonna del Carmelo che si è fatta vicino, quando è Sa Gloriosa, ecco perché in questa comunità ha avuto questa particolare sottolineatura. E voi sapete che Sa Gloriosa, che noi stiamo pensando, appunto può essere tradotta con Maria mediatrice delle grazie. Cosa vuol dire mediatrice delle grazie? Che è quella che parla per noi a Dio. Non perché Dio non ci ascolti, siamo suoi figlie, quindi evidentemente. Però nella vita umana noi sappiamo che questo succede, Dio che si adatta alla vita umana fa questo per noi. Quando a volte dobbiamo chiedere qualcosa, no? Una persona che sappiamo importante, eccetera, magari diciamo a un amico, un'amica, guarda, parlaci tu che lo conosci, facci tu, magari di una parola, poi magari non c'è bisogno, però è un modo umano di aiutarci. Sia Gesù, naturalmente, Dio Padre ci amano, quindi ci ascoltano, però hanno voluto coinvolgere Maria, la madre di Gesù, per fare questo, tra virgolette, servizio. Qual è? Quello di indicare le necessità. Quindi quando noi veniamo a pregarla, lei ci ascolta sempre e poi fa quello che ha fatto nella scena della nozze di Cana, che voi conoscete bene, no? In quella occasione di festa Maria è invitata, forse erano parenti, è invitato anche Gesù e Maria si accorge che manca il vino. Io sempre ripeto che nell'ambiente orientale il problema non è il mangiare, perché sono gli ospiti che portano da mangiare, come si fa un po' anche in Sardegna, c'è una festa, le signore portano il vassoietto, i dolci, che ho portato questo, quindi si allarga, come dire, le cose da mangiare. Però il padrone di casa si deve assicurare il vino, che è importantissimo. Se manca il vino, ecco, non si è caduto nessuno, se manca il vino è una cosa grave, perché vuol dire che non sei stato attento ai tuoi ospiti. Maria, che è una donna pratica, che è una madre di famiglia, subito dice: manca il vino, sarà un disastro. Questi poveri sposi, no? Saranno umiliati, eccetera. E fa notare, non hanno più vino. Ecco, questa frase Maria la ripete nel tempo, non certo parlando del vino concreto da bere, no? Che ormai ma portandolo a un piano superiore. Vuol dire, guardali, hanno difficoltà, non hanno salute, non hanno lavoro, hanno dei problemi in casa, cioè in qualche modo dirige, perché Gesù stesso lo vuole, dirige lo sguardo di Gesù verso le difficoltà e le povertà. Dunque Maria fa questo servizio che Dio gli ha chiesto, di indicare e ricordare le nostre povertà. E quando noi chiediamo una grazia, cosa vuol dire una grazia? Quando chiediamo che Dio ci aiuti, questa è la grazia, nel momento difficile, della malattia, di situazioni complicate, anche in queste situazioni che stiamo vivendo, chiediamo al Signore, dacci la forza, l'intelligenza, quello che abbiamo visto in questo tempo. Dacci la condivisione fra di noi, dacci l'attenzione ai poveri, dai l'intelligenza agli scienziati perché trovino un vaccino, no? Sono tutte cose che chiediamo al Signore attraverso l'intercessione di Maria. Lei è la piena di grazia, quindi chiediamo grazie a lei che è la piena di grazia. Non so cosa voi pensate quando sentite questa parola. Cosa vorrà dire piena di grazia? Allora, c'è la grazia con la G minuscola, che nel linguaggio quotidiano nostro lo diciamo, è una persona graziosa, cioè bella. E poi c'è la grazia con la G maiuscola, che è più riferita alla dimensione spirituale. Ecco, Maria
vive queste due cose. È certamente una persona bella in tutti i sensi. Quando voi leggete le apparizioni, soprattutto quelle che la Chiesa ha trovato, provate a leggere due per dire le più conosciute, quella di Lourdes e quella di Fatima. Cosa dicono i veggenti? C'è apparsa una bella signora, dove la bellezza del corpo non è fine a se stesso, ma è per manifestare la bellezza dello spirito. Quando l'angelo dice piena di grazia, sta dicendo tutte queste cose, dice certo sei bella, ma soprattutto dentro sei in pace, in armonia con Dio, sei piena della presenza di Dio. Cosa può suggerire a noi questo? Voi sapete che nel nostro tempo c'è molto culto all'aspetto esterno, all'aspetto fisico, anche alla bellezza, no? Si spendono, ci sono delle cifre inimmaginabili di quello che si spende in cosmetici, sia le donne che gli uomini, non è che. Ora attenzione, la cura del corpo non è una cosa negativa, basta che non diventi un idolo, evidentemente, no? Perché il corpo è un dono del Signore, siamo creati da Dio, immagine di somiglianza, quindi va curato, sia curato dalle malattie, sia curato nel suo aspetto, perché la dignità. Voi ricordate quando Gesù guarisce l'indemoniato, cosa faceva l'indemoniato? Si percuoteva con una pietra, andava gridando, era tutto sporco, non so, a volte se avete avuto occasione di vedere purtroppo, no? Alcuni fratelli nostri che vivono magari, che hanno qualche problema anche momentaneo, no? Proprio sporchi. Cosa dice il Vangelo? Dopo che Gesù lo guarisce, dice lo trovarono seduto e in ordine, cioè ha ripreso il suo aspetto umano. Ecco, allora chiediamo a Maria queste cose, che lei ancora continui a intercedere per noi, che ci doni il dono della grazia, cioè di essere interiormente in armonia con Dio e con gli altri, perché possiamo trasmettere il senso della pace, possiamo trasmettere il senso della condivisione e della benevolenza. Che cosa augurare alla comunità cristiana di Masulas, che ha la Madre di Dio come patrona, si può dire, principale? Ecco, che sia sempre attenta alla comunità a quello che Maria dice, che è quello di seguire Gesù, fate quello che Egli vi dirà, questa è la frase, e che anche la comunità cresca in questa armonia interiore, cioè che diventi piena di grazia tutta la comunità, non solo le singole persone, sia una comunità pacifica, una comunità attenta, una comunità che condivide, solidale, soprattutto in questo periodo difficile per tutti noi. Mettiamo in piedi per proclamare la nostra fede e credo in un solo Dio. Le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce della luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato dalla stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini
Dio ha voluto Maria Santissima, Madre del suo Figlio, piena di grazia e benedizione. Preghiamo perché renda partecipi di questa ricchezza la Chiesa e l'umanità intera. Preghiamo insieme dicendo: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per la Chiesa, in cammino nel mondo, perché mediti come Maria la parola di Dio e conformi la tua vita al messaggio che annunzia. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per i discepoli del Signore, perché imparino a valutare la povertà e la ricchezza della terra, secondo la sapienza del Magnificat. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per i cristiani che si trovano nel dubbio, perché sull'esempio della Beata Vergine Gloriosa si affidino interamente al Signore e diventino beati per la fede. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per quanti vivono il mistero del dolore, perché uniti con la Vergine Madre attingano consolazione e speranza alle sorgenti del Salvatore. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per noi qui presenti, perché a imitazione di Maria, donna forte e sapiente, diventiamo adulti nella fede e cooperiamo al mistero della redenzione. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Lasciamo un momento di silenzio perché ciascuno di noi possa presentare a Dio per intercessione di Sua Gloriosa la richiesta di grazia, pregare per la propria famiglia, per gli anziani, per i malati. Dio della salvezza, che in Maria ha esaudito le attese e le speranze dell'umanità, fa che questa generazione, liberata da ogni forma di orgoglio e di violenza, costruisca con la forza del tuo Spirito la nuova civiltà dell'amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dal sacrificio, parola di quelle persone, perché il bene nostro è venuto dalla sua santa età. Accogli, o Padre, le nostre offerte e trasformale in sacramento di salvezza, perché ne sperimentiamo i benefici e per l'amorosa intercessione di Maria, Madre della Chiesa, collaboriamo all'opera della redenzione per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti a te, Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. Veramente cosa buona e giusta. Il nostro dovere è fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi. Ma è soprattutto dolce e doveroso in questa festa della Beata Vergine Maria magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose tu hai fatto, Signore, per tutta l'estensione della terra. E hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia, quando, volgendoti all'umile tua serva, per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innaziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, rese grazie con la preghiera di benedizione e diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete.
offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gratuito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Roberto, che presiede questa Eucaristia, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza che venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore con l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno
Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai nutriti alla tua mensa nel ricordo della Beata Vergine Maria, concedi a noi di partecipare all'eterno convito che ci hai fatto pregustare in questo sacramento, per Cristo nostro Signore. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, prima di tutto vorrei ringraziare Reverendissima Eccellenza, il nostro Vescovo, Padre Roberto, che ci ha guidato in questa messa. È stato con noi 4 mesi fa per la festa pastorale e la cresima dei nostri ragazzi, prima del lockdown. Oggi siamo fortunati a averla di nuovo per la festa della nostra patrona San Gloriosa. La ringraziamo, Eccellenza, per la tua disponibilità e vicinanza nei nostri confronti, nonostante i numerosi impegni che hai assunto. Sappiamo anche che lo risparmiano. Grazie di cuore. Ringrazio anche Don Emanuele e Don Marco Sara. Grazie per essere venuti. Don Emanuele, come sappiamo, è ufficialmente il segretario particolare del Vescovo. Complimenti, carissimo. Dovunque c'è Don Emanuele durante la messa, tutto va bene, perfetto. Grazie. Io parlo tante cose da te. Don Marco Sara celebrerà la messa delle 18 oggi. Ringraziamo tanto il nostro sindaco Mansueto e l'amministrazione comunale per la loro costante collaborazione e sostegno. Ringrazio anche i comuni di Pampelmontis che ci hanno messo a disposizione il camion che abbiamo usato oggi durante la progettazione. Ringrazio anche il gruppo di suonatori guidato da Gloria che ci hanno accompagnato durante la progettazione. Grazie di cuore. Ringrazio anche a tutti i gruppi, la confraternita, le prioresse, le suore, il gruppo di Santa Marta, i lettori e il coro per i vostri impegni. E anche il nostro avvocato che ha suonato le campane più di un'ora oggi durante la processione. Ringraziamo l'associazione di Ecoloco che ci ha dato le sedie che abbiamo usato oggi fuori, anche durante la cerimonia di discendimento. Grazie tanto, Piero. Voglio ringraziare a tutti coloro che ci hanno offerto i fiori che abbiamo nella chiesa oggi. Si vede come bella la nostra chiesa è oggi, come celebriamo la festa più grande del nostro paese. Vi ringrazio per la vostra generosità. Ringraziamo in modo particolare Terenzio e Gianmario che hanno sistemato l'organo antico che abbiamo qui in chiesa, che abbiamo usato oggi durante la messa, l'abbiamo usato durante questi giorni della festa. Si sente come è più bello,
di quello di piccolo che abbiamo qui. Grazie di cuore per la vostra generosità. Direzione è già Mario. A questo punto vorrei ringraziare il gruppo di Presepe che ha organizzato la festa di quest'anno con grande attenzione e impegno, mantenendo la distanza di sicurezza, e sappiamo che non è facile mantenere questa distanza, ma l'hanno fatto con grande impegno. Vi ringrazio tanto. Complimenti carissimi, tanti auguri, Deus sottopaghi. Grazie a tutti voi per aver partecipato a questa festa di Santa Gloriosa di quest'anno, soprattutto i vostri parenti, gli amici, venuti dai paesi vicini e lontani. Buona festa a tutti, a Tosano su Meus. Molto felice che Padre Cayetano ormai domina l'italiano. Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa di Santa Gloriosa, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona festa a tutti. Grazie.